Un tassello importante per ricostruire le dinamiche, per raccogliere elementi utili per risalire alla banda saranno le registrazioni raccolte dalle telecamere di videosorveglianza, una vicenda su cui indagano i carabinieri accorsi immediatamente nella villa di Filippi. Fortunatamente ci sono delle telecamere nascoste, una moltitudine di telecamere nascoste che possono darci effettivamente degli spunti interessanti. Ad assistere da subito l'imprenditore Filippi, l'avvocato Cesare Dalmaso. È stata una rapina grave, violenta, aggravata, pluriaggravata. Io ho trovato, quando sono arrivato su, immediatamente con i carabinieri, perché Alberto Filippi mi ha chiamato immediatamente, ho trovato una famiglia, Alberto Filippi evidentemente, penso l'abbiate visto anche voi, e non si regge neanche in piedi, una famiglia violentata, violata e violentata, terrorizzata. Un'ora vissuta nel terrore in cui Filippi era separato dai suoi cari e bloccato da uno dei banditi sotto la minaccia di un cacciavite. Hanno separato il padre dal resto della famiglia, quindi minacciando sempre con la pistola, ed è stata un'azione terribile, terrificante. Non è durata un attimo, è durata un'ora di arancia meccanica, un'ora terrificante. All'imprenditore ed ex senatore arriva tutta la solidarietà anche dal mondo della politica. Il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco ha espresso in una nota tutta la sua vicinanza alla famiglia, ribadendo l'impegno del governo sul fronte della sicurezza e sottolineando che il decreto sicurezza va rafforzato e accompagnato da un impegno ancora più deciso per garantire la certezza della pena.